Il Veneto vuole voltare pagina e lasciarsi alle spalle la crisi, magari ricominciando proprio dal rilancio di quel fitto tessuto d'aziende che l'hanno sempre contraddistinto. Un'impresa possibile, assicura Alessandra Moretti, la candidata del centro-sinistra alla presidenza della regione, il cui tour elettorale ha toccato oggi l'Alta Padovana, annuncia da Fontaniva la sua ricetta per il rilancio economico. Apriremo un fondo in Veneto Sviluppo con il quale garantiremo a fondo perduto il 33% di un finanziamento richiesto da un giovane imprenditore che vuole avviare un'impresa ad alto contenuto innovativo e tecnologico. Nel nuovo Veneto disegnato da Alessandra Moretti ci saranno anche sgravi fiscali per favorire nuove assunzioni, così come, grazie a fondi europei, la Regione contribuirà per il 50% al salario dei tirocinanti assunti con contratti di apprendistato negli studi professionali. Ma nel programma di Alessandra Moretti c'è anche una risposta a chi il lavoro lo ha perso a 50 anni. Effettueremo forme di apprendistato anche per tutti quelli che il lavoro l'hanno perso e si trovano nella condizione molto difficile di non poter più pagare un mutuo o mandare un giovane all'università. Un programma, quello di Alessandra Moretti, che si basa anche sull'esperienza maturata in queste settimane in cui uno ad uno sta visitando ogni comune del Veneto per confrontarsi direttamente con i cittadini. Io mi sono messa in gioco e mi sono messa a servizio dei cittadini, sto tra la gente, nei mercati, nei luoghi di lavoro, nelle piazze, li ascolto, cerco di capire quali sono le problematiche dei veneti e cerco di dare loro delle risposte.